Qualche giorno addietro l'Istat ha pubblicato un report sulla povertà assoluta nel nostro paese, un report relativo al 2022 in cui emerge in maniera chiara e netta che oltre 2 milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà, con una percentuale in crescita del 9% rispetto all'anno precedente. Causa principale del peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione, con un impatto negativo sulle famiglie numerose residenti in periferia e nel sud in modo particolare. Difatti il disagio maggiore si evidenzia nelle famiglie con 3 o più figli minori, dove l'incidenza arriva quasi al 23%, e per le coppie con 3 o più figli. C'è da considerare inoltre il territorio nel quale si vive, che incide tra il nord, il sud ed il centro. L'incidenza varia dall'11,5% del centro al 15,9% del mezzogiorno. Rispetto al 2021 la condizione dei minori è stabile a livello nazionale, ma si colgono segnali di peggioramento per i bambini dei 4 a 6 anni del centro e per quelli dei 7 e 13 del mezzogiorno, per i quali si arriva fino al 15% osservato nell'anno precedente. Ancora molto più elevata la povertà assoluta tra gli stranieri. Gli stranieri in povertà assoluta sono infatti oltre 1.700.000, con un'incidenza pari al 34%, oltre 4 volte e mezzo superiore a quella degli italiani, ferma al 7,4%.